Un vecchio proverbio siciliano dice: il nemico è chi fa il tuo mestiere. Il desiderio di prevalere sopra i propri pari, quando è congiunto all'assenza di uno Stato credibile, non può condurre alla normale concorrenzialità di mercato. L'aspetto più singolare della estorsione mafiosa è la difficoltà di distinguere la vittima dai complici. Il vantaggio di essere amici di coloro che estorcono denaro o beni in certi casi può estendersi ad un aiuto per sbarazzarsi di concorrenti scomodi. Il nodo è pertanto essenzialmente politico. La via obbligata per la rimozione delle cause che costituiscono la forza di Cosa Nostra passa attraverso la restituzione della fiducia nella pubblica amministrazione. Nessun impiego, anche massiccio, di risorse finanziarie produrrà benefici effetti se lo Stato e le pubbliche istituzioni in genere non agiranno in modo da apparire imparziali detentori e distributori della fiducia necessaria al libero e ordinato svolgimento della vita civile.